Assegno il quarto punto per Ferrara e il suo primo canestro personale. Trevisan che avrà a disposizione un tiro libero supplementare, guardia dalle virtù atletiche notevolissime, è stato negli ultimi anni il pilastro offensivo dell'Auxilium di Torino e dopo una breve apparizione a Roma a inizio stagione lo troviamo qui a Ferrara. Classe 1973, 1,89 m, Alessandro Trevisan. Faccenda su cui difende Nino Pellacani, giocatore anche lui che non ha bisogno di presentazioni, scudettato a Treviso nel 92. Coppo busca in difficoltà l'attacco del Roseto, manovra farraginosa, Faccenda prende un tiro da 3 punti e commette il suo secondo errore dall'arco virile. La palla è per Bortolot, ci prova anche lui e commette anche lui il suo terzo errore dall'arco dei 3 punti. Finora gli esterni non stanno avendo buone percentuali né nell'una che nell'altra squadra. Bortolotta 1-0 su 3 e anche Faccenda, che proprio un esterno non è, ha accumulato 1-0 su 2. Bortolotta, D'Aloisio, Pellacani, Cagnin, D'Aloisio ci prova anche lui da 3 punti e realizza un canestro importantissimo per la sua squadra. Il canestro è dato da 2 punti in quanto il forte esterno italo-americano della Semper Ferrara aveva un piede sulla linea. Coppo, Leonardo busca, Meneghin, una sospensione dai 6 metri, errore, Bortolot, Pellacani a segno e manda in visibilio tutti i suoi sostenitori ed a questo punto Tony Trullo, coach della Lido della Rose Roseto, pensa bene di riordinare le idee ai propri atleti che hanno subito un paio di canestri dovuti a disattenzioni difensive. Possiamo dare un'occhiata intanto ai tabellini. La Cavarin Ferrara ha avuto 2 punti da Sandro Trevisan, 2 punti da Nino Pellacani, 4 punti da Mike D'Aloisio. La Lido della Rose Roseto invece ha avuto 4 punti da Massimiliano Rizzo e 2 punti da Andrea Meneghin. Inutile dire quanto importante sia per la Lido della Rose Roseto riuscire ad imporsi qui al Palasport di Piazza Azzurri d'Italia, in quanto una vittoria in concomitanza con una sconfitta di Barcellona a Pavia potrebbe con ogni probabilità lanciare la squadra di Tony Trullo verso la prima posizione assolutamente solitaria e a punteggio pieno. Meneghin 1 contro 1 su Mike D'Aloisio, fa carambolare il pallone su Eddie Cagnin, ma c'è un fallo di Michael D'Aloisio, suo primo fallo, e la palla per Roseto. Singolare la storia di questo giocatore italo-americano Michael D'Aloisio, recatosi in Italia 2 stagioni fa per cercare un ingaggio da straniero, non trovandolo ha optato per usare il suo passaporto italiano e giocare proprio da italiano. Dall'altra parte, dopo un errore di Coppo, anche Ferrara perde palla e Meneghin può servire Rizzo sulle tacche. Rizzo che subisce un contatto irruento da parte di Eddie Cagnin, il suo secondo, e la palla è di nuovo per Roseto. Eddie Cagnin, pivot, 2,6 m, classe 1973, che nella stagione 95-96 è stato compagno di squadra di Fabrizio Faccenda nella Virtus di Imola e formarono una coppia di lunghi di grandissimo spessore e per entrambi ci fu la chiamata dalla Serie A. Coppo tira e sbaglia, il pallone comunque arpionato da Fabrizio Faccenda, attivissimo sotto il tabellone offensivo, e Roseto cercherà ancora una volta di attaccare la zona 2-3 disposta da Mauro Di Vincenzo. Coppo che va a sfondare su Alessandro Bortolot ed è il suo primo fallo. Giovanni Coppo è l'unico
grande ex di questa partita, perché ha giocato a cavallo degli anni 80 e 90 delle stagioni splendide qui a Ferrara, vincendo anche un campionato di B1 nella stagione 90-91, in cui fu determinante per la promozione, assieme ad un'altra vecchia conoscenza della pallacanestro rosetana, vale a dire Marco Aprea. Andiamo avanti, Michael D'Aloisio per Nino Pellacani, su cui difende Rizzo, raddoppia faccenda. Trevisan si incune nella difesa, ma le mani di Busca sono lestissime a rubare il pallone. Coppo commette un errore arrestandosi in contropiede, ma subisce il fallo di Alessandro Bortolot ed è il suo secondo. Punteggio sempre di 9-6 per la Cameling Semper Ferrara, quando mancano 14 minuti e 20 al termine di questa prima frazione di gioco. Giovanni Coppo realizza il primo tiro libero, mette a segno il suo primo punto personale. Realizza anche il secondo, 2 punti per Giovanni Coppo, 9-8 per la squadra di casa. Bortolot, Trevisan, Pellacani, Cagnin dal post alto, è un buon tiratore da quella posizione, ma questa volta non realizza. Il rimbalzo è di Meneghin che dà palla a Busca. Faccenda, Meneghin su cui difende Michael D'Aloisio, che gli rende 5-6 centimetri abbondanti. È un contatto sotto canestro, fallo in attacco fischiato a Massimiliano Rizzo, che va a spingere su Edi Cagnin. Il primo fallo di Massimiliano Rizzo, ampiamente recuperato dopo l'incidente in occasione della finale di Coppa di Lega, che aveva fatto preoccupare un po'. Trevisan, Pellacani pesca benissimo Sandro Bortolot sotto canestro. La difesa del Roseto fa un sonnellino e Ferrara è a +3, 11-8 quando mancano 13 minuti e 10 secondi al termine della prima frazione di gioco. Coppo si lotta per la posizione, Rizzo e Cagnin. Benissimo imbeccato Andrea Meneghin da Fabrizio Facenda. Andrea Meneghin mette dentro il suo quarto punto. Cagnin, Trevisan, serve benissimo, centro area Nino Pellacani, ma la palla è recuperata dalla difesa rosetana, molto attenta in questa occasione. Facenda ha una mezza idea di tirare, poi serve Massimiliano Rizzo, che però commette un brutto errore da sotto. La palla è per Trevisan. Roseto rigorosamente a uomo. Bortolot, Trevisan, D'Aloisio, Cagnin, di nuovo Trevisan, cerca di eludere la marcatura degli esterni che hanno la funzione di marcarlo e ci riesce benissimo, perché mette a segno altri 2 punti. Sandro Trevisan, funambolo in questa occasione. +3 Roseto, 13-10. Vediamo alzarsi dalla panca e sedersi sulla sedia dei cambi Claudio Bonaccorsi, che nella partita di andata fece vedere i sorci verdi a Mauro Di Vincenzo. Intanto dopo un errore di Coppo c'è un ottimo rimbalzo di Fabrizio Facenda, che realizza e subisce anche fallo. Roseto è a -1, 13-12, con Facenda che si porta in netta per un tiro libero supplementare. Sostituzioni da ambo le parti: Bonaccorsi per Coppo e Soro per Cagnin. In questo caso sarà Pellacani a giocare pivot e Soro a occupare lo spot di numero 4, mentre nell'organico del Roseto Bonaccorsi giocherà guardia.
di fianco a Leonardo Busca. Pellacani, Bortolot, D'Aloisio, blocco irregolare di Nino Pellacani che fa volare a terra Andrea Meneghin, e sul 13 pari Mauro Di Vincenzo ritiene opportuno schiarire le idee ai suoi. Mancano 11 minuti e 26 al termine del primo tempo. Lido delle Rose Roseto 13, Cameling Ferrara 13. Punteggio molto basso, molti errori da entrambe le parti. Possiamo approfittarne per dare un'occhiata ai tabellini. La Cameling Ferrara ha avuto 4 punti da Sandro Trevisan, 2 da Nino Pellacani, 4 da Michael D'Aloisio, scusate, 6 da Sandro Trevisan, 2 da Nino Pellacani e 4 da Mike D'Aloisio. Inoltre sono gravati 2 falli di Cagnin e Alessandro Bortolot. Roseto invece ha avuto 4 punti da Meneghin, 4 da Rizzo, 2 da Coppo e 3 da Facenda. Può riprendere il gioco, Busca si appresta a varcare metà campo. Bonaccorsi, Meneghin in post basso cercando di far valere il suo vantaggio di statura su Mike D'Aloisio, ma riapre il gioco per Leonardo Busca. Bonaccorsi va subito dentro, fa tutto benissimo tranne l'esecuzione del suo tiro. Subito contropiede ferrarese e Fabrizio Facenda inchioda con una stoppata altamente spettacolare il tiro di Daniele Soro, che però era in parabola discendente, e gli arbitri convalidano giustamente il canestro dell'atleta bolognese vivaio Virtus Bologna in forza alla Cameling Ferrara. Primi 2 punti per Soro. Dall'altra parte Andrea Meneghin pesta la linea di fondo e quindi la palla è per Ferrara. Altra sostituzione per Ferrara, Carlo Galetta, playmaker romano di 1,90 m, classe 1972, che ricordiamo ad Albano e a Brescia, prende il posto di Alessandro Bortolot, giocatore che è probabilmente il miglior difensore nel reparto guardie a disposizione di Mauro Di Vincenzo. Dopo un errore, il rimbalzo in attacco è ancora di Ferrara. D'Aloisio, Trevisan, Enrico Gaeta non riesce a coprire su questo tiro di Michael D'Aloisio, che va a segno con un'altra bomba. 2 su 3 per Michael D'Aloisio da 3 punti. Roseto ha qualche problema in questo frangente, sta sprecando qualche pallone di troppo. Mini parziale di Ferrara 5-0, si è passati dal 13 pari a 18-13. D'Aloisio di nuovo ci prova e sbaglia. 2 su 4 per lui dalla linea dei 6,25 m. Tony Trullo subito gli ha sguinzagliato addosso il suo miglior difensore, vale a dire Enrico Gaeta, che va a commettere un errore abbastanza sciocco in attacco, ma un balzo felino di Fabrizio Facenda permette a Roseto di recuperare la palla, ma Bonaccorsi non si avvede del passaggio di Busca e la palla è fuori. Non si sono intesi gli esterni rosetani in questa occasione. Ancora un altro cambio per coach Mauro Di Vincenzo, che fa riposare il suo tiratore migliore, vale a dire Michael D'Aloisio, e mette dentro Daniele Zampogna, classe 1978, 1,98 m, guardia ala, su cui va a difendere con grande aggressività Enrico Gaeta, e infatti subito commette fallo Enrico Gaeta ed è il suo primo. Rimessa in attacco per la Cameling Ferrara. Pellacani, Trevisan,
Trevisan di nuovo, Soro si alza, si gira, sbaglia, rimbalzo non è controllato dagli unghi rosetani ma da Carlo Galetta, netta supremazia, rimbalzo della squadra ferrarese in questo primo tempo. Roseto che difende a zona, ampi flottaggi e raddoppi interni, ma non servono a fermare il funambolico Alessandro Trevisan, che va a mettere dentro il suo 8º punto. Ferrara è a +7, 20-13 quando mancano 8 minuti e 33 alla fine del primo tempo. Gaeta realizza Enrico Gaeta dopo un digiuno in attacco durato diversi minuti e Roseto si porta a -5, 20-15 per Enrico Gaeta, è il primo canestro personale. Bortolotti, Pellacani su cui difende Rizzo, si gira, la palla è per Zampogna che ferisce ancora una volta nel cuore la difesa rosetana e Toni Trullo è costretto al time out per la seconda volta. Roseto ha subito un parziale considerevole di 9-2, si è passati dal 13 pari al 22-15, sprecando qualche pallone di troppo in attacco e la compagine allenata da Mauro Di Vincenzo ne ha saputo subito approfittare, ora con Trevisan, ora con D'Aloisio. Miglior realizzatore ora dell'incontro fino a questo momento è Alessandro Trevisan con 8 punti. Tutto pronto per la ripresa. Intanto l'arbitro Chiari fa cenno a Mauro Di Vincenzo di stare calmo per non beccare un fallo tecnico alla prossima protesta. Il gioco riprende intanto, Gaeta su cui difende Trevisan che è molto più basso del suo diretto avversario. Busca, Ferrara a uomo, Busca, si incunea, tira e sbaglia, rimbalzo è di un monumentale Nino Pellacani che serve Zampogna, che vede la sagoma ingombrante di Claudio Acunzo che ha appena preso il posto di Massimiliano Rizzo e decide di non tirare. Roseto a zona, 3-2, zona fronte dispari. Il passaggio di Soro per Pellacani è intercettato da Busca che vuole Gaeta, lo vede benissimo, Gaeta commette un brutto errore da sotto, il pallone per la squadra di Vincenzo. A Sandro Trevisan non riesce una giocata di grande effetto, il ferro lo beffa, comunque va a subire fallo da parte di Enrico Gaeta, del suo secondo fallo. Alessandro Trevisan avrà l'opportunità di essere il primo giocatore ad andare in doppia cifra se realizzerà entrambi i tiri liberi a sua disposizione. Realizza il primo, ma sbaglia il secondo, ma i lunghi rosetani non sono lesti a recuperare il rimbalzo. Soro smanaccia e la palla è per di nuovo la compagine ferrarese. Galetta, Trevisan, Roseto sempre a zona, sperando sia la mossa giusta per inibire l'azione ferrarese. E ora la volta di Leonardo Busca che commette il suo primo fallo. 2 tiri liberi per Nino Pellacani.
ala pivot, 2,6 m, classe 1962, giocatore dal grande passato, i suoi anni migliori li ha spesi in Serie A, alla Fortitudo Bologna, a Treviso, dove ha vinto anche uno scudetto come membro fisso del quintetto base in compagnia di Cuco Cedelnegro. Dall'altra parte Enrico Gaeta commette il suo terzo errore al tiro, non è proprio giornata. Dall'altra parte Soro non ha miglior fortuna dall'arco dei 6,25 m, molti errori da ambo le parti. Bonaccorsi può ripartire, su di lui fa guardia molto attenta Carlo Galetta, che sa benissimo qual è il pericolo che il suo diretto marcatore può portargli. Prende subito un tiro da 3 punti Claudio Bonaccorsi e lo realizza senza la minima esitazione, senza la minima indecisione. Si è alzato da oltre 7 metri e ha messo dentro il suo primo canestro. E Mauro Di Vincenzo chiama time out quando mancano 5 minuti e 52 alla fine di questo primo tempo e la Camelin Semper Ferrara conduce di 5 lunghezze per 23-18. Possiamo dare un'occhiata ai tabellini. Ferrara ha avuto 9 punti da Trevisan, 2 da Soro, 4 da Pellacani, 7 da D'Aloisio e 2 da Zampogna. Roseto invece ha avuto 3 da Bonaccorsi, 4 da Meneghin, 2 da Gaeta, 4 da Rizzo, 2 da Coppo e 3 da Facenda. Anche in questa occasione Roseto è stata accompagnata dal suo calorosissimo pubblico, il cui incitamento non viene mai a mancare davvero. Cambio in casa ferrarese, Mauro Di Vincenzo decide di dare respiro a Trevisan e butta dentro D'Aloisio. Errore dall'angolo di Bortolot, si lotta per la conquista della palla e alla fine ci sarà una palla a 2 tra i contendenti, vale a dire Pellacani ed Acunzo. Bortolotti intanto ha commesso il suo quarto errore dalla linea dei 6,25 m. Pellacani è la meglio, ma la palla è per Bonaccorsi, un pallone sciupato alle ortiche. Bortolotti ha una mezza idea di tirare, ci ripensa, ricomincia la manovra estense. In questo caso Di Vincenzo gioca con i 2 registi contemporaneamente, sperando di dare maggiore lucidità alla sua manovra, cercando di servire di più i lunghi. D'Aloisio, il tempo sta per scadere, tira Galetta e sbaglia e di nuovo si lotta al rimbalzo e si ha una palla a 2. Si beccano un po' Bortolot e Busca. A questo punto Toni Trullo ritiene opportuno, giustamente a mio avviso, rimettere dentro Massimiliano Rizzo, in quanto Roseto sta soffrendo a rimbalzo. La scena va a prendere qualche minuto di fiato. Rizzo torna sul parquet, palla 2 tra Bortolot e Busca, i più piccoli in campo. Alla meglio il ferrarese, che devia palla per Carlo Galetta. Bortolotti di nuovo, Roseto sempre a zona, 3-2. Bortolot, D'Aloisio, non riesce a liberarsi per il tiro. Soro da 4 metri tira, è corto, il rimbalzo è di Rizzo, che smista palla per il suo playmaker Leonardo Busca. Meneghin, Acunzo cerca Bonaccorsi e Nino Pellacani commette fallo su Acunzo. Nino Pellacani commette il suo secondo fallo e intanto Mauro Di Vincenzo alza di nuovo la sua squadra mettendo un centro di ruolo
e togliendo Soro, cercando di pareggiare le torri gemelle del Roseto. Claudio Acunzo che realizza il suo primo tiro libero, 23-19, quando mancano 4 minuti e 24. Primo punto per Claudio Acunzo. Secondo punto per Claudio Acunzo, 23-20. Può ripartire la manovra ferrarese. Galetta, Pellacani, su cui Claudio Acunzo commette fallo. È il suo primo, decisione opinabile perché è sembrato un fallo di sfondamento. Manilo Pellacani è un giocatore abilissimo a procurarsi falli di questo tipo, un giocatore smaliziatissimo, espertissimo, ed è senz'altro il miglior lungo della compagine ferrarese, nonostante l'età, per ancora qualità atletiche, classe e carisma. Realizza il primo e sbaglia il secondo Nino Pellacani. 5 punti per lui, rimbalzo di Acunzo. Meneghin. Acunzo vuole Bonaccorsi, su cui si danna l'anima Galetta. Bonaccorsi prende un tiro da 3 e lo sbaglia. E in attacco Claudio Acunzo commette il suo secondo fallo nel tentativo di rubar palla a Carlo Galetta. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus e quindi Mike D'Aloisio, scusate, non Carlo Galetta, che ha subito fallo, avrà a disposizione 2 tiri liberi. Errore nella prima esecuzione. Realizza invece il suo ottavo punto. Ora 25-20 per Ferrara, quando mancano 3 minuti e 45 alla fine della prima frazione di gioco. Bonaccorsi cerca di sfruttare il blocco di Rizzo, Galetta glielo impedisce, tiene a lungo il pallone, imbecca Rizzo che però spreca questo pallone passando ad Aloisio. E Ferrara di nuovo in attacco. Roseto ancora a zona. D'Aloisio. Cagnin. Galetta. Bortolotto 3 punti libero. Realizza la sua prima bomba. 1 su 5 per lui dall'arco dei 6,25 m e i primi 3 punti. Ferrara vola a più 8, 28-20. Acunzo, Meneghin. E Carlo Galetta nel tentativo di braccare Claudio Bonaccorsi finisce per commettere fallo. A questo punto 2 avvicendamenti, uno per ogni squadra. Trevisan dentro per Galetta e Coppa dentro per Busca. Claudio Bonaccorsi avrà a disposizione 2 tiri liberi. Non realizza il primo. Mette dentro il secondo e realizza il suo quarto punto. Finora per lui 1 su 1 da 3 punti e 1 su 2 ai liberi. Trevisan. Roseto sempre a zona. D'Aloisio non ci pensa 2 volte, tira da 3 punti e sbaglia. Il rimbalzo è di un energico Massimiliano Rizzo che cede al suo playmaker, in questa occasione Claudio Bonaccorsi, che gioca 2 benissimo con lui, lo serve benissimo sulle tacche. Rizzo realizza e subisce anche fallo. Un'intesa perfetta tra questi 2 giocatori. Rizzo servito in velocità
è micidiale e Bonaccorsi sa benissimo come imbeccarlo. Avrà anche a disposizione un tiro libero supplementare. Dall'altra parte Daniele Soro va dentro al posto di Capitan Pellacani. Rizzo tira e sbaglia, i punti rimangono 6, 28-23. D'Aloisio, Bortolotti, Trevisan, in questa occasione Mauro Di Vincenzo ha scelto di giocare con 3 guardie, schierando Michael D'Aloisio in posizione di ala piccola, lui che è essenzialmente una guardia. Roster ferrarese privo di una ala piccola vera e propria. Sandro Trevisan commette un errore ma riesce a riprendere il rimbalzo in attacco, cede palla a D'Aloisio da 3 punti che sbaglia ed è rimbalzo è di Acunzo. La palla è per Bonaccorsi, ora per Rizzo, e come dicevamo prima l'intesa tra Bonaccorsi e Rizzo è di primo ordine perché frutta ancora un altro canestro per il centro rosetano che mette a segno il suo 8º punto. Roseto torna a -3. Dall'altra parte errori e i lunghi rosetani prendono i rimbalzi. Coppo realizza, grande parziale di Roseto che si è svegliata da un torpore che l'aveva condizionata fino a questo momento. Roseto è a -1, 28-27 quando scorre l'ultimo minuto di questo primo tempo. Trevisan cerca di leggere la zona rosetana. Gagnin tira e sbaglia. Rizzo è monumentale al rimbalzo, andando a catturare l'ennesimo pallone che piove dalle sue parti. Bonaccorsi vuole un tiro, Bonaccorsi ha a disposizione 15 secondi ed è bravissimo ad imbeccare l'altro lungo rosetano in questo momento, in quel frangente libero vale a dire Claudio Acunzo, che mette dentro il suo 4º punto. Roseto in vantaggio per la prima volta in questo primo tempo, 28-29. Farraginosa la manovra ferrarese, tiro, un errore, Soro tira e realizza proprio allo scadere un canestro da frontale da 3 metri e termina qui il primo tempo di questo incontro. Camelin Ferrara 30, Lido delle Rose 29. Diamo uno sguardo ai tabellini. Per Ferrara ci sono 3 punti di Bortolot, 4 di Soro, 5 di Pellacani, 8 di D'Aloisio, 2 di Zampogna. Per Roseto invece abbiamo 4 di Bonaccorsi, 4 di Meneghin, 2 di Gaeta, 8 di Rizzo, 4 di Coppo, 3 di Facenda e 4 di Acunzo. Appuntamento tra qualche istante per la seconda frazione. Siamo pronti qui al Palazzo dello Sport di Piazza Azzurri d'Italia per la ripresa dei giochi tra Roseto e Ferrara. I quintetti sono i seguenti: Roseto schiera Busca, Bonaccorsi, Acunzo, Meneghin e Rizzo, mentre Ferrara schiera Bortolot, Trevisan, D'Aloisio, Soro e Pellacani. Palla 2 subito conquistata dalla compagine ferrarese, smanaccia il pallone Soro, la palla è fuori è da biancazzurra. Meneghin cede palla al suo playmaker Leonardo Busca. Acunzo, su cui fa buona guardia Daniele Soro, senz'altro più rapido di lui. Bonaccorsi si butta dentro e subisce un contatto falloso da parte di Alessandro Trevisan. Solo primo fallo da parte del biondo esterno torinese, in forza la compagine emiliana. Bonaccorsi
Corsi realizza il suo primo tiro libero, quinto punto parziale per lui è 30 pari. Anche il secondo, 31-30 per Roseto quando è appena iniziato il secondo tempo. Bortolot prova un'incursione e subisce il fallo da parte del playmaker avversario Leonardo Busca. Secondo fallo per il nocchiero bianco-azzurro. Rimessa in attacco per la Cameling e Bortolot ad effettuarla per Pellacani. Bortolot di nuovo, Soro, Bortolot, Trevisan, su cui difende Bonaccorsi, prende un tiro da 3 Trevisan ma sbaglia. Claudio Acunzo sposta fallosamente Daniele Soro, terzo fallo per Claudio Acunzo, che nel tentativo di prendere posizione ha spostato irregolarmente il giocatore ferrarese e Acunzo va a beccarsi anche un fallo tecnico andando a protestare con l'arbitro e Tony Trullo è costretto ad avvicendarlo quanto prima. Infatti sulla sedia dei cambi è pronto l'indomito guerriero biancazzurro Fabrizio Facenda, un pochino in ombra nella prima frazione. Michael D'Aloisio intanto sbaglia il suo primo tiro libero, ne avrà a disposizione un secondo che mette però a segno. Nono punto per Michael D'Aloisio. Fino a questo frangente nessun giocatore di entrambe le squadre è in doppia cifra per punti segnati. Ci va vicino D'Aloisio con 9 e Rizzo con 8. Bonaccorsi va dentro, vuole Meneghin si gira benissimo e realizza sotto misura un canestro fondamentale per i destini dei suoi. Sesto punto di Andrea Meneghin. Roseto che è ancora avanti di un pizzico, ma avanti ancora, 33-31. D'Aloisio, Soro, Pellacani, Trevisan, Bortolot, Trevisan cerca di servire solo sulle tacche, su cui difende Acunzo che non può farlo in maniera adeguata. Solo sbaglia, il rimbalzo è catturato da Massimiliano Rizzo, che questa sera ne ha presi davvero tanti. Bonaccorsi prende un tiro da 3 quando però manca un'adeguata copertura. Rimbalzo, errore, la palla è per i ferraresi. Come avevamo detto, Tony Trullo sostituisce Claudio Acunzo con Fabrizio Facenda e per 4 quinti è ricomposto il quintetto titolare. D'Aloisio, Soro, Galetta, D'Aloisio da sotto, stoppato regolarmente da Massimiliano Rizzo. Bonaccorsi va dentro, sbaglia, ma il rimbalzo è di Rizzo. Un errore, un secondo rimbalzo di un Rizzo che sta lottando in una maniera incredibile, facendo valere tutta la sua grinta, tutta la sua abnegazione, tutto il suo coraggio. E a questo punto Mauro Di Vincenzo, per cercare di controbilanciare la supremazia a rimbalzo rosetana, inserisce il giocatore più alto di tutta la B1, vale a dire Massimo Latorre, pivot di 2,15 m, classe 1969, che gli sportivi rosetani più attenti ricorderanno nella Full Mestre nell'annata 88-89 contro Silla Scaranzin. Busca, va dentro ottimamente, prende subito il terzo fallo di Alessandro Bortolot. Squadre non prolifiche in attacco,
mancano 17 minuti e 25 alla fine dell'incontro. Roseto guida 33-31. Buska, Facenda, Meneghin, riapre per Bonaccorsi, che vede dall'altra parte Leonardo Busca, e Andrea Meneghin commette un errore incredibile da sotto, sbagliando un canestro già fatto. Meneghin che commette anche in attacco il suo secondo fallo. La rimessa è per la Kameling. C'è bisogno di asciugare il parquet. A causa di una scivolata a terra di un giocatore in maglia gialla. Tuttavia pronto a rimettere il pallone in gioco Alessandro Bortolot, lo fa in favore di D'Aloisio. Il pallone per Galetta. Di Vincenzo che continua a giocare con due registi. Roseto continua a difendere a zona. 2-3. I raddoppi sono sistematici, i flottaggi sono molto ampi e danno l'effetto che Tony Trullo sperava, perché Facenda recupera un ottimo pallone, lo cede a Meneghin che va dentro ma commette un errore e andando a rimbalzo Fabrizio Facenda è fermato fallosamente da Alessandro Bortolot e, se non andiamo errati, è il suo quarto, tanto che Mauro Di Vincenzo è costretto ad avvicendarlo con Alessandro Trevisan. Sarà quindi Carlo Galetta a giocare playmaker in questo momento, vista l'indisponibilità di Bortolot. Si provvede ad asciugare il parquet, dove Facenda è caduto. Fabrizio Facenda necessita di una piccola cura da parte del massaggiatore e allora Tony Trullo è costretto a ributtare nella mischia Claudio Acunzo, che non potrà difendere in maniera adeguata in quanto è gravato di 4 falli. Bonaccorsi rimette palla per Meneghin, su di lui fa guardia molto attenta D'Aloisio. Bonaccorsi prende la linea di fondo, scarica per Acunzo, tira corto ma riprende un ottimo rimbalzo in attacco e mette a segno il suo sesto punto Claudio Acunzo. Bortolot, Trevisan, La Torre, D'Aloisio, Galetta, La Torre, la sua ricezione non è perfetta, il pallone per Meneghin che va ad appoggiare al vetro e realizza il suo ottavo punto, mandando in visibilio la folla rosetana. Roseto è a +6, 37-31, quando sta per andare via la prima metà, il primo quarto del secondo tempo. D'Aloisio, su di lui c'è Busca e Carlo Galetta non si fa pregare nel tiro da 3 punti e mette a segno la sua prima tripla. Ferrara rintuzza lo svantaggio e va a -3. Bonaccorsi, Rizzo, Meneghin va dentro ma il numero 10 Massimiliano Rizzo ha effettuato un blocco irregolare nel tentativo di facilitare la penetrazione dell'ala piccola rosetana. Secondo fallo per Massimiliano Rizzo, senz'altro uno dei migliori questa sera, riuscendo a garantire un grande contributo
in termini di rimbalzi e realizzando da sotto quando ha avuto la possibilità di sfruttare i palloni che gli sono giunti soprattutto da Bonaccorsi. È possibile dare un'occhiata ai tabellini. Ferrara ha avuto 3 punti da Bortolotti, 3 da Gaetta, 9 da Trevisan, 4 da Soro, 5 da Pellacani, 9 da D'Aloisio e 2 da Zampogna. Roseto invece ha avuto 6 punti da Bonaccorsi, 8 da Meneghin, 2 da Gaeta, 8 da Rizzo, 4 da Coppo, 6 da Acunzo e 3 da Facenda. Ferrara intanto può ripartire e nella compagine rosetana Penestrulo ributtato nella mischia Fabrizio Facenda al posto di Acunzo. Galetta, D'Aloisio, Roseto sempre a zona, Bortolotto va dentro, da 5 metri tira e sbaglia, si lotta al rimbalzo, la palla è toccata da Rizzo e termina fuori e ci sarà perciò una rimessa per la formazione ferrarese. Zampogna, D'Aloisio, Galetta, di nuovo D'Aloisio, Zampogna, Soro, D'Aloisio libero da 3 punti, non si fa pregare, commette un errore, ma la palla è rubata dal più piccolo in campo che busca e finisce nelle mani di Meneghin, che con una schiacciata mette a segno il suo 10° punto, primo giocatore in doppia cifra, per la gioia di tutti i tifosi rosetani che intonano un altro canto. Roseto a più 5, 39 a 34. D'Aloisio, Soro, cerca la torre, la palla di nuovo fuori, manovra ferrarese un po' farraginosa, 4 secondi al termine e sono i primi 2 punti di La Torre che corregge a canestro un tiro di Daniele Zampogna in tap-in. Meneghin per Facenda sulle tacche, Rizzo dal post alto e nel tentativo di Bonaccorsi nel tentativo di liberarsi dalla morsa di Mauro Zampogna subisce fallo proprio da quest'ultimo. La rimessa è per il Roseto, busca Meneghin, busca, si butta dentro, non realizza per un'inezia, il pallone è toccato da Daniele Soro e ci saranno altri 30 secondi per orchestrare un nuovo attacco. Meneghin da 3 punti, la palla va a finire sul ferro, contatto tra Facenda e Soro ed è il primo che commette fallo. Secondo fallo di Fabrizio Facenda, che fino a questo momento ha realizzato 3 punti, gravato in 2 falli, ha commesso 2 errori nel tiro pesante. Soro, D'Aloisio, Soro va a sfondare su un immobile Massimiliano Rizzo. Primo fallo per Daniele Soro. A questo punto Mauro Di Vincenzo lo richiama in panca e butta dentro Eddie Cagnin. L'anno scorso all'Icoplastic Battipaglia, dopo un'ottima stagione insieme a Fabrizio Facenda nella Virtus Imola. Riparte l'attacco bianco-azzurro orchestrato da Busca. Facenda e il tiro di l'entrata di Meneghin è inchiodato con una stoppata di La Torre. Ferrara riparte.
squadre che sbagliano molto, segnano poco, punteggi molto bassi. Non è una partita bellissima, è l'agonismo che la fa da padrone. Cagnin si fa soffiare il pallone da Facenda e Roseto riparte. Bonaccorsi si butta dentro e cadendo indietro realizza uno dei suoi canestri. 8° punto per Claudio Bonaccorsi ed è immarcabile in queste esecuzioni. Altro canestro da parte di Claudio Bonaccorsi. Roseto quindi guida 41-36. Giustamente c'era stato un errore al tabellone elettronico. Roseto va a 43, Ferrara rimane a 36, 44 ora perché Bonaccorsi mette dentro il suo 11° punto, frutto di un tiro libero aggiuntivo a causa del fallo subito. Roseto mette il viso in avanti a +8, 44-36, massimo vantaggio rosetano. Dopo che nel primo tempo anche Ferrara aveva condotto di 8. Meneghin va a commettere fallo su Massimo Latorre, giocatore dal fisico imponente ma non proprio un mostro di reattività, perché se magari fosse più reattivo sarebbe stabilmente in Serie A. Ad ogni modo fa valere la sua stazza e la sua altezza, anche se Mauro Di Vincenzo ne fa un uso davvero parsimonioso, preferendogli in posizione di centro il più mobile e smaliziato Nino Pellacani. Con un po' di fortuna Massimo Latorre realizza anche il secondo tiro libero, 4 punti per lui. Roseto 44, Ferrara 38, quando mancano 11 minuti e 20 al termine della partita. Latorre è subito richiamato in panca e Nino Pellacani torna sul parquet e va a prendere in consegna Massimiliano Rizzo. Bonaccorsi, Rizzo su cui in questo momento c'è Cagnin, semigancio scomposto di Massimiliano Rizzo, è un errore, il pallone è di Trevisan che si butta dentro, sbaglia un canestro. Giocata spettacolare da parte del Roseto, signori, tanto di cappello, una cosa bellissima che manda in visibilio tutti gli sportivi rosetani qui presenti. Passaggio dietro la schiena di Bonaccorsi per Meneghin che non ha alcuna difficoltà a schiacciare dentro il suo 12° punto, ed è il miglior momento per Roseto che recupera un pallone anche con Facenda. Manovra rosetana che ha avuto una giocata straordinaria da parte di Bonaccorsi e Meneghin. Roseto a +8, 46-38, Facenda tira e sbaglia, il rimbalzo è di Cagnin che cede palla a Trevisan. Trevisan va dentro, sfrutta come riferimento il corpo del suo difensore, sbaglia, rimbalzo di un rosetano, ma Rizzo pesta la linea di fondo e ci sarà rimessa in attacco per la Cameling Ferrara. E coach Mauro Di Vincenzo vuole parlare con i suoi giocatori, rei di qualche disattenzione di troppo. In questa seconda frazione sono emersi prepotentemente Claudio Bonaccorsi e Andrea Meneghin, il primo autore di 11 punti, il secondo di 12. E questi due giocatori qualche istante fa sono stati autori di una giocata a dir poco
incredibile, e non credo che in B1 si abbia la possibilità di vedere spesso delle giocate di grande effetto come quella che abbiamo visto qualche istante fa. Mette la palla in attacco con Bortolot, gravato di 4 falli. Galetta, D'Aloisio, di nuovo Bortolot, può tirare da 3 punti, davvero sfortunato nella sua esecuzione, sbaglia. 1 su 6 per lui, e dall'altra parte Massimo Latorre commette il suo primo fallo in attacco che manderà in lunetta Fabrizio Facenda, perché con quest'ultima penalità Ferrara ha esaurito il bonus. Realizza Fabrizio Facenda il suo primo tiro libero, 4º punto personale. È buono anche il secondo, 5º punto per Facenda. Roseto è a più 10, 48, 48, 38, 3-8, quando mancano 9 minuti e 35 alla fine di questo incontro. Si è appena varcata la metà del secondo tempo. D'Aloisio, Bortolot, vuole Pellacani che appoggia il vetro e sbaglia, recupera il rimbalzo e realizza. Giocatore che nonostante i 36 anni ha ancora una mobilità e una reattività davvero invidiabili, Nino Pellacani. Meneghin, su cui fa buona guardia D'Aloisio, busca, a fatica, Bonaccorsi si libera dalla morsa di Carlo Galetta, che commette fallo su di lui. Galetta che ha speso 3 falli e molto sudore per cercare di correre dietro al fromboliere livornese che veste la casacca bianco-azzurra. Bonaccorsi mette dentro il suo primo tiro libero, 12 punti per lui, 13, e Roseto che è sempre a più 10, 50-40. Bortolot, Galetta vuole la tripla, è corta, ma il rimbalzo cade nelle mani di Massimo Latorre, che va a realizzare il suo 6º punto. Ferrara è viva a -8. Meneghin busca, Facenda porta fuori Pellacani, un grande passaggio di Fabrizio Facenda per Andrea Meneghin, che al volo mette dentro il suo 14° punto. Davvero grande Andrea Meneghin in questi frangenti, gli risponde da par suo Nino Pellacani, 9 punti per lui. Ci sembra l'unico giocatore ferrarese in questa seconda frazione in grado di opporre resistenza. Trevisan è in panca e D'Aloisio ha smesso di fare canestro. Dall'altra parte Meneghin commette un errore, il rimbalzo è preda dei rimbalzisti ferraresi. Pellacani su di lui Facenda, cede palla a Galetta, fermato fallosamente da Massimiliano Rizzo. Terzo fallo di Massimiliano Rizzo. A questo punto Tony Trullo non vuole che i suoi giocatori vadano a sciupare il vantaggio finora accumulato e chiede time out. Ne approfittiamo per dare uno sguardo ai tabellini. Roseto ha avuto 13 punti da Claudio Bonaccorsi, 14 punti da Andrea Meneghin, 2 punti da Enrico Gaeta, 4 punti da Giovanni Coppo, 8 punti da Massimiliano Rizzo e 6 punti a testa da Facenda e Acunzo. Ferrara invece non ha nessun uomo in doppia cifra, ci sono 3 giocatori a quota 9, vale a dire Trevisan, Pellacani e D'Aloisio. Seguono a quota 6
segue a quota 6 La Torre, quindi a quota 4 Soro, 3 punti per Bortolotti e Gaeta, 2 punti per Zampogna. Mancano 7 minuti e 27 alla chiusura del match. Roseto a più 8, 52 a 44. Carlo Galetta in lunetta quando tiri liberi, mette dentro il primo, 4 punti per lui. Mette dentro anche il secondo. Ferrara a meno 6, 46 a 52. Bonaccorsi. Bonaccorsi per Meneghin, che non riesce a sfruttare al meglio il pallone che piove dalle sue parti. Il rimbalzo di Rizzo e su di lui commette fallo Massimo La Torre, che non riesce a far valere il suo vantaggio considerevole di statura, perché Rizzo è un centro di 2,4 metri e rende alla Torre oltre 10 centimetri. Ma sappiamo che il rimbalzo non è questione di altezza, ma di fiuto, tempismo e posizione. Rizzo sbaglia il suo primo tiro libero, 0 su 2 per lui, considerando anche l'errore del primo tempo. Realizza invece il secondo, 9 punti per Massimiliano Rizzo. Roseto a più 7, 2 uomini in doppia cifra per Roseto, vale a dire Meneghin e Bonaccorsi, e un terzo a quota 9 che è Rizzo. Pellacani commette un errore incredibile, Facenda lo induce all'errore e riesce a recuperare un prezioso rimbalzo che finisce nelle mani di Leonardo Busca, fine orchestratore del gioco bianco-azzurro. Facenda, nel tentativo di anticiparlo, Michael D'Aloisio commette fallo su di lui. Abbiamo detto Michael D'Aloisio è una guardia ala di 1,95 m, classe 1966, californiano di Berkeley, ma poi forgiato all'Università di Indiana da Bobby Knight, e lì compagno di squadra di Dean Garrett. Conoscenza americana che ricordiamo a Forlì, a Reggio Calabria e a Pesaro. Facenda mette dentro il primo ma non il secondo, 7 punti per lui. Roseto a più 8, 54 a 46. Facenda riesce a anticipare La Torre toccando un pallone destinato a lui. La Torre subito richiamato in panca da coach Di Vincenzo, che gli preferisce il più dinamico Daniele Soro, vivaio Virtus Bologna. D'Aloisio, Roseto sempre a zona, sfida Ferrara al tiro da fuori. D'Aloisio non riesce a ricevere, il pallone finisce fuori ed è di nuovo disponibile per una nuova azione bianco-azzurra. Bonaccorsi va dentro, vuole Meneghin che non riesce a trattenere e si attiva facilmente la micidiale transizione ferrarese, e Carlo Galetta la conduce ottimamente, mette a segno il suo settimo punto e Roseto è a più 6. Ferrara cerca di rintuzzare lo svantaggio. Busca, su di lui esce Pellacani, gli sporca un contatto e la palla è per Bortolotti ed è un secondo contropiede messo a segno in maniera positiva dalla squadra di Vincenzo. 5 punti per Bortolotti e Ferrara, attenzione, è a meno 4, 54 a 50 quando mancano 5 minuti e 5 secondi alla fine di questo match, che in questo frangente sta diventando avvincente. Facenda prende un tiro da 3, lo sbaglia, il rimbalzo è di Soro
Galetta, Bortolot, Bortolot di nuovo, vuole Soro a centro area, riapre il gioco per Galetta, finta, Bortolot, D'Aloisio libero da 3 punti ed è il canestro del -1, quello di Michael D'Aloisio, colpevolmente lasciato libero dalla difesa rosetana ed è il suo 12° punto. Roseto 54, Ferrara 53, Busca va dentro, Meneghin cerca di rispondere al tiro da 3 e sbaglia anche lui. Attacchi affrettati quelli di Roseto in questo frangente, tira Bortolotte, sbaglia, il pallone è strappato da Busca dalle mani di Soro, tutto regolare. Tonitrullo vede che qualcosa a livello difensivo non torna e fa sedere Giovanni Coppo sulla sedia dei cambi. Bonaccorsi prende un tiro forzato da 3 punti dall'angolo e lo sbaglia. E Fabrizio Facenda nel tentativo di recuperare rimbalzo in attacco commette il suo 3° fallo. Tonitrullo vuole vederci chiaro perché i suoi uomini sono riusciti a dilapidare completamente un vantaggio che era arrivato ad essere pari a 10 lunghezze. Ferrara con pazienza e umiltà è riuscita a rifarsi sotto ed è a -1, 53 Ferrara, 54 Roseto, quando mancano 3 minuti e 37 secondi alla fine dell'intero incontro. Michael D'Aloisio con la tripla appena messa a segno è l'unico giocatore ferrarese ad essere in doppia cifra, ne ha messi a segno 12, mentre per quanto riguarda la compagine di Tonitrullo gli uomini in doppia cifra rimangono 2, vale a dire Claudio Bonaccorsi che ha messo a segno 13 punti e ha commesso 2 errori nel tiro dalla lunga distanza, 1 su 3 la sua percentuale, e poi c'è Andrea Meneghin a quota 14. Daniele Soro, ala di 2,2 m, classe 1975, ha la possibilità di impattare con un tiro libero ma non lo fa, ne ha a disposizione un secondo e questo invece va a segno. 5 punti per Daniele Soro, giocatore interessantissimo, riscattato dalla Virtus Bologna. Rizzo, Busca, nella l'idolo Rosa Roseto non è più in campo Claudio Bonaccorsi, ma c'è Giovanni Coppo, fermato velosamente intanto Andrea Meneghin da parte di fallo di Nino Pellacani ed è il suo 4 e non è una bella notizia per gli uomini di coach Mauro Di Vincenzo. Meneghin avrà 2 tiri liberi, mette dentro il primo e va a quota 15, miglior realizzatore dell'incontro Andrea Meneghin, e va a quota 16. Roseto a +2, 56-54 e la partita comincia a decidersi. 3 minuti e 10 al termine. Roseto sempre a zona, Bortolocci prova da 3 e realizza, 8° punto per lui, 2 su 7 per lui da 3 punti. Non era in serata ma è un giocatore espertissimo che ha vissuto tantissime volte situazioni di questo tipo. Meneghin va dentro, tira e realizza facendo valere la sua grande classe e Roseto torna a +1, 18° punto di Andrea Meneghin, assolutamente decisivo in queste battute
partita vibrante, Roseto 58, Ferrara 57, Galetta, Soro, la palla finisce fuori, Bortolotto non riesce a tenerla in campo, e Roseto può ripartire. Aspetta l'uscita di un esterno, non riesce a servirlo, esterno in busca, vuole facendo sulle tacche, su cui va a frenare in maniera fallosa Daniele Soro, che commette il suo secondo fallo. Facenda avrà 2 tiri liberi e a questo punto Giovanni Coppo è richiamato di nuovo in panca. Da coach Trullo, Bonaccorsi torna dentro, Facenda realizza il suo primo tiro libero, 8° punto per l'ala pivot pesarese in forza alla linea delle rose Roseto. Con un po' di fortuna il pallone va dentro anche nella seconda esecuzione e Roseto rimette la faccia in avanti, 60-57. E intanto Ferrara commette un fallo in attacco con tutta fallo in attacco di Daniele Soro, terzo fallo per lui, con tutta la disapprovazione di coach Mauro Di Vincenzo, che non si capacita dell'ingenuità del suo lungo titolare. Manca 1 minuto e 40 e Roseto conduce di 3 lunghezze. Rizzo non si azzarda a servire Meneghin in velocità. Meneghin va dentro, si alza in sospensione, ma è fermato fallosamente da Michael D'Aloisio. Andrea Meneghin, un rebus per la difesa ferrarese, che non riesce a trovare un uomo in grado di contenerlo, perché è più alto di tutte le guardie ferraresi, è più veloce di tutte le ali ferraresi. Andrea Meneghin avrà a disposizione ora 2 tiri liberi sul punteggio di 60-57 per la compagine guidata da Tony Trullo. Dentro il primo, 19 punti di Andrea Meneghin. Autentico mattatore in questa seconda frazione di ripresa. 20 punti per Andrea Meneghin e Roseto è di nuovo a più 5. D'Aloisio, Bortolot. D'Aloisio prende un tiro da 3, gli esce con la mano di Meneghin in faccia, il rimbalzo di Fabrizio Facenda, guerriero come non mai, busca, protegge bene il pallone, serve Meneghin, fermato fallosamente da Nino Pellacani, e Roseto ha l'inerzia di questa gara assolutamente a suo favore e a più 5 quando mancano 1 minuto e 4 secondi. La gente qui comincia a sfollare, anche se il basket è uno sport talmente imprevedibile che nulla è deciso fino alla fine. Meneghin dentro il primo, 21° punto dell'ala veneziana, in forza quest'anno a Roseto. E sono 22 i punti di Andrea Meneghin. Roseto va a 64, Ferrara rimane a 57. Bortolot prende un tiro da 3 e lo mette. 11° punto di Alessandro Bortolot, 3 su 8 per lui dall'arco dei 6 metri e 25. Edi Cagnin intanto ferma il cronometro andando a commettere fallo su Massimiliano Rizzo. Edi Cagnin è entrato in campo a causa del 5° fallo commesso da Nino Pellacani. Rizzo notoriamente non è un buon tiratore di liberi, è sua la responsabilità in questi frangenti. Il primo è fuori,
Mancano 46 secondi e 8 decimi al termine dell'incontro. Roseto è a più 4, 64 a 60. Rizzo ancora un tiro libero a sua disposizione e non fallisce il secondo tentativo. 10 punti per il pivot rosetano. Bortolotti di nuovo da 3, sbaglia di un'inezia, sfortunato il playmaker ferrarese. Il rimbalzo è di Meneghin, su cui commette il suo quarto fallo Michael D'Aloisio. E Andrea Meneghin avrà altri 2 tiri liberi. E se non fa sciocchezze Roseto ha in tasca questa partita. Mancano 37 secondi e Roseto è a più 6. Meneghin, freddissimo, mano calda e mente fredda, realizza tutti e 2 tiri liberi che combinano per 24 punti, miglior marcatore dell'incontro. Ma Daniele Soro non ci sta a perdere e da 8 metri con l'uomo addosso realizza il suo primo tiro da 3 punti. 8 punti per lui. Bonaccorsi pesta la linea laterale e a 23 secondi dal termine Ferrara di nuovo un pallone in attacco. D'Aloisio da 9 metri tira e realizza un canestro incredibile, 15° punto per lui. Partita completamente riaperta. Ferrara -1 quando mancano 14 secondi e 9 decimi. Leonardo Busca ha subito fallo e dovrà andare in lunetta per 2 tiri liberi. Dicevamo prima che il basket è uno sport così bello, così suscettibile di grandi variazioni nei punteggi in archi di tempo così piccoli. Leonardo Busca ha 2 tiri liberi pesantissimi nelle mani. Tony Trullo toglie Rizzo e mette dentro Giovanni Coppo. Mossa intelligente perché mette dentro un tiratore di liberi. Busca, la palla scotta, realizza il primo tiro libero. Leonardo Busca con grande freddezza, primo tiro libero messo a segno, il primo punto per lui. Roseto a +2 e va dentro anche il secondo. La palla scotta e Leonardo Busca non ha paura. Soro commette un'ingenuità, ma va a prendere un rimbalzo in attacco e realizza il canestro del -1. Subisce fallo da parte di Facenda. Roseto è a +1, 69 a 68. Daniele Soro avrà a disposizione un tiro libero aggiuntivo, 10° punto per lui. Partita completamente riaperta. Incredibile quello che sta accadendo qui al Palasport di Piazzale Azzurri d'Italia. Daniele Soro, la palla scotta anche per lui. I supporter rosetani non riescono a impedire a Soro il canestro. La palla è per Giovanni Coppo. 5, 4, 3, 2, 1. Fallo su Giovanni Coppo quando manca 1 secondo e 6 decimi al termine di questo incontro. Giovanni Coppo avrà 2 tiri liberi. 2 tiri liberi per Giovanni Coppo. A questo punto Tony Trullo vuole buttare dentro Max Rizzo per prendere l'eventuale rimbalzo offensivo che ci sarebbe.
caso di errore di Giovanni Coppo. Giovanni Coppo che fino a questo punto ha messo a segno 4 punti senza andare mai in lunetta. La palla brucia, le speranze dei bianco-azzurri sono nelle mani di Giovanni Coppo. Si concentra per il primo ed è fuori. Ne avrà a disposizione un secondo. 69 pari, quando manca un secondo e 6 decimi. Dentro il secondo. Roseto più 1. Finisce così. Roseto passa a Ferrara per un solo punto. Roseto passa a Ferrara. Giovanni Coppo, al termine di un match che non lo aveva visto protagonista, ha avuto la grandissima freddezza di mettere a segno un tiro libero assolutamente decisivo, determinante per la sorte della squadra bianco-azzurra. Roseto si impone qui a Ferrara dopo una partita soffertissima, dopo che aveva dilapidato un vantaggio di 10 lunghezze. Partita vibrante nelle sue ultime battute. Roseto passa qui a Ferrara, abbiamo detto, e va a quota 14 in classifica della pool. Bisognerà attendere il risultato di Pavia, del quale non siamo a conoscenza, per vedere le possibilità di Roseto riguardo un arrivo in primissima posizione da sola. Roseto è quindi prima a 14 punti. Abbiamo il tempo di dare uno sguardo ai tabellini con in sottofondo la grande coreografia dei supporters rosetani. Ferrara ha avuto 11 punti da Bortolotto, 7 da Galetta, 9 da Trevisan, 10 da Soro, 9 da Pellacani, 2 da Zampogna e 6 dalla Torre. Roseto invece ha avuto 2 punti da Busca, freddissimo nel finale in 2 tiri liberi, 13 da Bonaccorsi, 24 da Andrea Meneghin, assoluto mattatore di questo incontro, 2 da Gaeta, 10 da Rizzo, 5 da Coppo, 9 da Fabrizio Facenda, 6 da Claudio Acunzo. Roseto passa quindi a Ferrara per tutta la gioia dei suoi tifosi. Il sottoscritto Lorenzo Settepanella vi ringrazia per la cortese attenzione e vi dà appuntamento alla prossima partita. Arrivederci.